La giornata di tensione al quartiere Ferrovieri è iniziata presto al mattino. Verso le 5 sono arrivate le prime pattuglie delle forze dell'ordine in via Maganza. Obiettivo: sgomberare il bosco Ca-Alte nel quartiere Ferrovieri, che diventerà un cantiere. Gli attivisti che occupavano da mesi l'area hanno lavorato fino alla scorsa notte per realizzare barricate e ostacoli a ridosso del cancello d'ingresso. In molti si sono incatenati alle strutture. È stato necessario l'intervento dei reparti mobili di Padova per sollevare di peso chi ha opposto resistenza passiva, per permettere ai pompieri poi di smantellare gli ostacoli. Vale la pena, signora? Vale la pena? Vale la pena, per amore della città. Mi dica lei se non vale la pena salvare questa meraviglia. Ci stiamo parlando di 14.000 metri quadrati di area boscata che ci aiutano a respirare, che abbattono le polveri sottili, che catturano l'anidride carbonica in una città che soffoca. Cioè, io sono una cittadina di Vicenza che ha paura per i propri figli, perché qui si respira aria malata, e per fare questa opera inutile mi stanno tirando, mi scusi. Comunque, anche se non tocca il bosco, sarà il cemento, le tonnellate di cemento, l'acqua che verrà usata per i mega cantieri che dureranno almeno 10 anni, che ci faranno soffrire, che faranno soffrire l'ambiente, il clima di noi e di voi tutti. L'azione è proseguita con grande determinazione delle forze dell'ordine, impiegando anche gli idranti. Non ci sono state però per il momento reazioni violente allo sgombero. Siamo per le manifestazioni, siamo per una modalità di lotta che presuppone la presa di posizione. La presa di posizione non è violenza da parte nostra, e presa di posizione a volte vuol dire alzare la voce, e alzare la voce non vuol dire essere violenti.